Ma come Sandalio noi sicuramente partiremo al seguito di Sestu e di Maddalena, che sono le più accreditate. Subito dopo vediamo noi insieme allo New Cagliari. Non nascondo che cercheremo di combattere e di migliorarci per dare filo da torcere e, se vogliamo, arrivare a un risultato positivo. Andiamo pian pianino e poi vediamo. Quali i punti di forza della Sandalio? Ma è un buon gruppo fatto di buoni amici che si conoscono bene, un buonissimo palleggiatore, sicuramente uno dei primi giocatori sardi, e 2 o 3 buoni ricettori, tra cui 2, uno nostro che abbiamo dato in prestito qualche anno ed è voluto tornare a casa, anzi se riusciamo ad avere una squadra competitiva è merito suo, che è voluto tornare di nuovo coi colori di casa. Parlo di Matteo Ligi, che l'anno scorso era la Stella Azzurra Sesto in B2, qualche anno fa quarto, insomma ha maturato una buona esperienza. Facciamo una premessa anche sui ragazzi del progetto Sardegna, di questa nuova iniziativa. Parliamo del progetto Sardegna. Il progetto Sardegna è una cosa, diciamo, innovativa per la Sardegna, sulla scia di progetti che in qualche altra regione hanno funzionato, tipo Friuli, Campania, senza considerare la madrepatria federale. Ha improntato il Club Italia, che sta coltivando fior di giovani. Le distanze sarde non permettono un gran lavoro, però l'abnegazione di molti addetti ai lavori, fra cui anch'io, ma soprattutto Marco Gagliardi, che segue questi ragazzi, e il presidente federale, che ha fortemente voluto questo progetto, fanno sì che coi sacrifici di tutti e dei genitori soprattutto che accompagnano questi ragazzi, perché la logistica sarda la conosciamo e da sola si può dar adito a capire bene le difficoltà di questo progetto, però i ragazzi faranno esperienza, sarà una buona cosa.